Uno dei giorni di festa, quello organizzata dalla CNA di Agrigento in occasione di San Giuseppe, sabato l'inaugurazione dei percorsi espositivi agroalimentari e artigianato artistico, quindi il Rosario e Coroncina, al termine la celebrazione eucaristica con la benedizione degli artigiani ed esercenti che hanno offerto doni da parte creati da loro stessi. La cerimonia è stata celebrata da Don Enzo Sazio, quindi nell'atrio del Collegio dei Filippini, adiacente appunto alla chiesa di San Giuseppe, è stata allestita un'ampia espositiva con in mostra i prodotti degli artigiani agrigentini, quindi la tradizionale tavolata di San Giuseppe, al termine lo spettacolo dei gruppi folcloristici. L'iniziativa è durata anche nella giornata di domenica con un ottimo riscontro ricevuto. La CNA è sempre presente nel territorio, siamo stati coinvolti dal santuario, da Don Enzo Sazio, e quindi noi abbiamo risposto sì perché intanto perché il patrono degli artigiani, San Giuseppe, l'umiltà, la genuinità, il sudore della fronte, il saper fare, la devozione al lavoro sono il tratto distintivo del popolo degli artigiani che appunto festeggia il proprio patrono. E noi come CNA che rappresentiamo gli artigiani siamo stati presenti, abbiamo ieri sera partecipato alla celebrazione eucaristica con l'offertorio, con i doni prodotti dagli artigiani e poi una esposizione dell'artigianato artistico e dei prodotti agroalimentari, l'eccellenza del territorio. Ecco, questa è una vetrina per promuovere il territorio, le aziende, i prodotti, ma anche per testimoniare l'impegno dal punto di vista anche etico, religioso, di quelli che sono i valori che incarna la nostra Confederazione. E dopo la bella esperienza vissuta al Palacongressi sabato 11 nell'ambito del Mandorlo in Fiore, abbiamo voluto organizzare questo momento, ecco, anche con la collaborazione del pastry chef Giovanni Mangione. Abbiamo messo a disposizione anche dei dolci ripieni di ricotta, insomma una giornata di festa con la musica, con i gruppi folcloristici, con il quartet, fede, devozione, tradizione, e tutto questo vuol dire promuovere il territorio, tutto questo vuol dire promuovere le aziende, tutto questo vuol dire dare slancio all'economia, e CNA in questo senso è sempre presente perché vuole essere un punto di riferimento per il territorio. Oggi come sta andando questa manifestazione? Sì, sta andando bene, tante persone ci sono venute a trovare, è stato finalmente dopo 3 anni di pandemia un'occasione per stare di nuovo tutti insieme in comunità, e stiamo sponsorizzando ognuno le nostre creazioni. In questo caso appunto io qua rappresento Simone Ceramica, quindi abbiamo la ceramica, poi ci sono altri amici e colleghi artigiani che hanno anche altre cose. Speriamo che finalmente si possano iniziare di nuovo a fare un po' di esposizioni così dal pubblico, ed è un buon momento anche per stare tutti insieme. Valeria Vita oggi qui con il micro birrificio, ecco, raccontaci brevemente cosa fate. Sì, allora io e mio marito abbiamo messo su questa azienda produciamo birra artigianale agricola perché la materia prima viene dalle nostre campagne. Con passione produciamo questa bevanda, la birra, riproducendo le antiche tradizioni birrarie. Lui è il mastro birraio e io sono la titolare dell'azienda. Come va l'attività? Ma insomma viene apprezzata in questo senso, dico. Viene apprezzata tantissimo, anche perché noi facciamo birra artigianale non filtrata, non pasteurizzata, rifermentata in bottiglia, come si faceva una volta, come una birra fatta in casa.